Un tipo si presenta in un'azienda vitivinicola con una tuta tutto sporco, unto, pieno di grasso, lurido. Buongiorno, no, io sono qui perché ho visto che avete pubblicato un annuncio e cercavate un enologo. Sì, è vero, cercavamo un enologo, ma mica a queste condizioni. Guardi, guardi, mi fa pena, le do un calice di nero e poi se ne vada. Va bene, calice di nero. Buono, Cabernet di 2 anni fa, 11 gradi e mezzo. Questo qui ha preso anche un po' la grande, ne ha preso. Mamma mia. Guarda, ascolta, mi fai peccato, mi fai pena. Ti do un calice di bianco e poi te ne vai e sparisci. Va bene, calice di bianco. Questo qui è Chardonnay dell'anno scorso, 11 gradi e 8. Avevate detto che l'uva era tutta di vostra produzione e qui risulta che avete preso uva anche dal centro Italia. Mamma mia, ascolta, aspetta un attimo, vengo subito. Vai in ufficio dalla segretaria lì che sta lavorando al computer. Ascolta Isabella, fammi un piacere, fammi un po' di pipì dentro questo calice, poi ti spiego, non ho tempo da perdere. Gli fa la pipì sul calice, glielo dà e glielo porta. Assaggia questo, va bene? Intanto questo qui non è vino, è urina di donna, incinta di 6 mesi, o mi assumete o dico chi è il padre.